ritrovati puntualissimi con il nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Nuovi particolari emergono dalle carte dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria contro il clan Libri, che ha coinvolto politici e imprenditori, la cena elettorale organizzata dal politico con esponenti del clan mafioso. 'Ndrangheta, politica e malaffare, l'inchiesta Libro Nero e le storie dal mondo di mezzo. È ufficiale, Fulvia Caligiuri è senatrice al posto di Salvini. L'Aula ha votato l'annullamento delle elezioni del vice premier in Calabria. Sciopero nazionale delle guardie giurate. In Calabria il sit-in a Catanzaro, gli addetti alla vigilanza chiedono maggiori tutele per il rinnovo del contratto. Evasione fiscale da 3 milioni contestata a 50 lavoratori marittimi della Guardia di Finanza di Vibo. Dal 2016 ad oggi non avrebbero dichiarato i redditi al fisco. Rifiuti lungo le strade, le immagini del degrado in molte aree della Calabria sul web. Spettacoli ed eventi a San Fili per le notti delle magare, manifestazione che animerà fino a domenica il centro alle porte di Cosenza. Buon pomeriggio dalla redazione di Teleeuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, torniamo proprio sull'inchiesta sul terremoto giudiziario che ha investito la Regione Calabria proprio ieri. Nuovi particolari emergono dalle carte dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria contro il clan Libri, che ha coinvolto politici e anche imprenditori, di una cena elettorale organizzata da un politico con esponenti del clan mafioso. Questi sono i particolari che emergono, ma andiamo a vedere i nostri servizi. Le strategie della Cosca Libri per accaparrarsi gli appalti venivano decise nello studio del dentista Giuseppe Tortorella, già assessore all'urbanistica del Comune di Reggio negli anni 90 e considerato dagli inquirenti uomo di fiducia della consorteria criminale. Era Tortorella che, parlando con un amico, si paragonava a Totorrina. Dalle carte dell'inchiesta emergono nuovi particolari sull'operazione che ha portato a 17 arresti e che ha coinvolto politici e imprenditori che sarebbero stati al servizio della Cosca. Il quadro è stato delineato anche grazie alle intercettazioni e alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. In carcere il presidente dei costruttori di Ance, Francesco Berna, e suo fratello Demetrio. Un collaboratore diceva, a proposito degli imprenditori, si scrive Libri, si dice Berna, proprio per far emergere come ci fosse un coinvolgimento diretto di questi imprenditori nella Cosca Libri. Ma nell'inchiesta, lo ricordiamo, ci sono anche i nomi di politici di rilievo, come quello di Alessandro Niccolò, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che secondo le accuse nel 2014 sarebbe stato eletto grazie ai voti della Cosca Libri. Un collaboratore di giustizia parla di una cena organizzata da Niccolò prima delle elezioni del 2014. Facendo riferimento a una cena sulla Ionica Regina, diceva era una cena che più che una cena elettorale sembrava una riunione elettorale, sembrava un vero e proprio summit di 'ndrangheta, a cui partecipavano questi esponenti politici insieme ad esponenti criminali di primo livello. C'è poi il nome di Sebi Romeo, capogruppo del PD, che si sarebbe prestato ad uno scambio di favori con il maresciallo della finanza Francesco Romeo, anche lui finito ai domiciliari. Il maresciallo si sarebbe offerto di informare il politico su eventuali inchieste sul suo conto e in cambio Romeo gli avrebbe dovuto sistemare un familiare. Il politico Romeo Sebastiano non è direttamente collegabile alla vicenda dei libri. Si tratta di un episodio specifico che è emerso nel corso delle indagini, di queste indagini, quindi le indagini sui libri, ma non ha ad oggetto o vicinanza specifica alla Cosca. Indagato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa anche l'ex assessore regionale del PD Demetrio Naccari Carlizzi, ma dalle intercettazioni, dai racconti dei pentiti e dalle indagini si evidenzia la capacità della Cosca di infiltrarsi nelle dinamiche politico-elettorali, gestendo un consistente bacino di voti, convogliandoli a favore di soggetti compiacenti, senza esclusione di schieramenti politici. La 'ndrangheta non ha colore politico. Quello che emerge da queste indagini e anche dai commenti che alcuni indagati fanno proprio al momento dei risultati elettorali è quello di dire abbiamo vinto con Tizio, abbiamo vinto con Caio, abbiamo vinto con Sempronio. E l'investimento diversificato che la 'ndrangheta fa per poter poi contare sul ritorno indipendentemente dal risultato concreto di quella specifica elezione.
Chi è il consigliere regionale Alessandro Nicolò? Leggendo fra le carte dell'inchiesta denominata Libro Nero, secondo quanto scrive il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, è il colletto bianco che scende a patti con la mafia. Il politico lunga mano del clan che in cambio dei consensi elettorali ha garantito un'incondizionata offerta di contributo in favore del sodalizio criminale. Scrive il GIP, la piena disponibilità del politico ha rafforzato il proposito criminoso e accresciuto le potenzialità operative del gruppo criminale. È il sodale infiltrato nelle istituzioni, con un ruolo dinamico e funzionale, il soggetto scelto dai vertici della cosca chiamato a fare gli interessi in seno agli organi di governo elettivi del territorio di influenza dell'associazione. Un lungo elenco di fatti evidenzia il rapporto collusivo e consolidato nel tempo e caratterizzato da una sequenza continuativa di scambi politico-mafiosi. Questo è ciò che emerge dalle pagine dell'inchiesta e l'accusa che lo ha portato in carcere, ipotesi pesante, pesantissima, che porta alla luce il marciume esistente in quel luogo della società chiamato mondo di mezzo, in cui agiscono politici, mafiosi e imprenditori. E a proposito di questa inchiesta 'ndrangheta, politica e malaffare, l'inchiesta denominata Libro Nero e le storie del mondo di mezzo. E l''ndrangheta che emerge dall'inchiesta Libro Nero condotta dalla DDA di Reggio Calabria, un'ndrangheta che rivela ancora, nonostante i colpi subiti, la capacità del Cosca Libri di insinuarsi tra le pieghe della vita economica e politica della città dello Stretto. Insospettabili finiti in questa inchiesta perché in rapporti, almeno secondo la magistratura, con la famiglia Libri, pure il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili della Calabria, Francesco Berna, uno degli imprenditori più in vista della città dello Stretto, e con lui il fratello Demetrio, invece questa volta ex assessore Demetrio Berna in una delle giunte Scopelliti. Questa politica che da destra a sinistra, insomma, viene infiltrata sistematicamente dall''ndrangheta, e questa magistratura reggina che sta faticosamente in questi anni ricostruendo questa ragnatela di rapporti. Non dimentichiamo l'inchiesta Gotha, Mamma Santissima, cioè tutto quello che è emerso prima rispetto al mondo di mezzo che si muove, per usare una terminologia cara alle vicende romane, insomma questo mondo di mezzo che si muove tra l''ndrangheta, l'imprenditoria, un quadro dal quale esce pure male il Partito Democratico, ancora una volta colpito da un'inchiesta, in questo caso con il suo capogruppo Sebbi Romeo, che è finito agli arresti domiciliari perché tentava attraverso un maresciallo della Guardia di Finanza di avere notizie delle inchieste che lo riguardavano. Anche qui una situazione imbarazzante, tanto imbarazzante da aver spinto l'ex segretario regionale Ernesto Magorno ad autosospendersi dal partito, da aver spinto il segretario nazionale Zingaretti addirittura a chiedere un immediato rinnovamento della classe politica, il PD colpito duramente dalle inchieste pure della DDA di Catanzaro, con il governatore Oliverio sotto inchiesta, un quadro politico calabrese davvero poco entusiasmante, ove si consideri pure che Alessandro Nicolò, che era un esponente di punta di Forza Italia, era stato a lungo a Reggio Calabria, poi è passato con Fratelli d'Italia, è diventato il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, è finito addirittura in carcere a destra in questo caso, con l'accusa di essere in qualche maniera funzionale proprio agli interessi della Cosca Libri. Ancora Demetrio Naccari Carlizzi, cognato del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, esponenti del PD tutte e due, Falcomatà non indagato, ma pure Naccari Carlizzi con una richiesta d'arresto per concorso esterno in associazione mafiosa per dei rapporti dubbi, secondo la magistratura, che avrebbe mantenuto con personaggi, insomma, in qualche maniera in contatto con questa potentissima cosca, che era un tempo governata col pugno di ferro da Don Mico Libri, e che è una cosca che è stata impegnata a lungo nella guerra di mafia, che vide da un lato i De Stefano e Degano Libri e dall'altro gli Merti Condello. E fin qui era la cronaca, torneremo tra poco a parlare di cronaca, invece adesso parliamo di politica, perché è ufficiale, Fulvia Caligiuri è senatrice al posto di Salvini. L'Aula ha votato l'annullamento dell'elezione del vice premier in Calabria, ma sentiamo le sue parole, la soddisfazione della neo senatrice in questa intervista. Sicuramente è un'emozione fortissima. Dopo quasi 16 mesi sono entrata in Senato e sono orgogliosa e molto responsabile, mi sento molto responsabile per il ruolo.
Sicuramente battermi per le priorità del nostro territorio, della Calabria intera, partendo dal mio settore di provenienza, agricoltura, e poi allargandomi a tutte le criticità che ci sono in Calabria. Speriamo di fare un lavoro, ma sicuramente mi batterò per il mio territorio. Queste le parole di Fulvia Caligiuri, le auguriamo un buon lavoro. Adesso la pagina del lavoro con lo sciopero nazionale delle guardie giurate in Calabria. Il sit-in si è svolto a Catanzaro, gli addetti alla vigilanza chiedono maggiori tutele e il rinnovo del contratto. Le guardie giurate chiedono il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, ormai scaduto da 3 anni. Anche a Catanzaro, come in tutte le principali città italiane, i lavoratori impiegati nelle attività di sicurezza di banche, enti pubblici e nel servizio trasporto valori hanno incrociato le braccia. Il sit-in attuato in piazza Prefettura per sollecitare tutele concrete, aumenti salariali e norme contrattuali che tutelino il lavoro e controllino gli appalti che spesso vengono aggiudicati con ribassi vertiginosi. Siamo qui per chiedere che il contratto venga rinnovato in maniera immediata per ridare la possibilità a questi lavoratori di recuperare immediatamente quote di salario, per far sì che ci siano quelle norme a tutela soprattutto della sicurezza nei luoghi di lavoro, e per andare, come dire, e per far presente ai datori di lavoro che non è possibile continuare a gestire questo settore sulle spalle dei lavoratori, volendo mettere mano all'istituto della malattia, non pagando il periodo di comporto o il periodo di carenza. Non solo, vogliono mettere mano anche all'orario di lavoro, e quindi una guardia giurata, che è un settore delicatissimo, soprattutto nella nostra regione dove c'è un alto tasso di criminalità, che sia a disposizione 24 ore su 24 dei datori di lavoro. Un lavoro delicato, quelle delle guardie giurate, sottolineano, dove spesso manca la sicurezza per gli operatori. Questi lavoratori vivono un particolare disagio, hanno praticamente una norma prefettizia la quale dichiara che sul trasporto valori possono uscire soltanto 2 persone. Questo chiaramente è inaccettabile, perché lei si immagini una persona che rimane sul furgone e l'altra persona magari attraversa, come succede in alcuni luoghi, un vicolo di 50 metri da solo, con magari 50, 100.000, 200.000 euro addosso. Chiaramente ne va della vita della guardia, e sul trasporto i lavoratori dovrebbero essere almeno in 3. Speriamo che la trattativa possa essere ripresa e che possa evolversi affinché possa dare gratificazione a questi lavoratori che svolgono mansioni così delicate. Parliamo adesso di cronaca, con un'evasione fiscale da 3 milioni di euro contestata a 50 lavoratori marittimi dalla Guardia di Finanza di Vibo. Dal 2016 a oggi, pensate un po', non avrebbero dichiarato i redditi al fisco. L'attenzione della Guardia di Finanza si sposta sui marittimi e si scopre un'evasione fiscale da 3 milioni di euro. I finanzieri del gruppo di Vibo Valentia hanno infatti contestato a 50 lavoratori marittimi il reato di evasione fiscale, perché dai controlli effettuati dopo un'analisi del comando provinciale con il supporto del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie di Roma è emerso che questi 50 marittimi dal 2016 ad oggi, pur percependo più redditi da diversi datori di lavoro, ne omettevano la dichiarazione al fisco. In particolare, i lavoratori in questione, imbarcati principalmente su navi da crociera, da pesca o commerciali, pur essendo inseriti in uno scaglione di reddito a maggiore aliquota di tassazione, non presentavano il modello 730, beneficiando indebitamente di aliquote più basse. I datori di lavoro, infatti, non conoscendo i redditi complessivi percepiti dai loro dipendenti, corrisposti anche da altre aziende, erogavano le retribuzioni applicando ritenuto d'acconto per importi inferiori a quelli dovuti. E così, al termine degli accertamenti svolti, complessi ed approfonditi, i militari hanno constatato l'omessa dichiarazione dei redditi per un importo complessivo di circa 3 milioni e mezzo di euro occultato all'erario. E da Vibo ci spostiamo nel Catanzarese per un incendio che è divampato la notte scorsa nella sede dell'Arpacal nel quartiere Lido. Le fiamme hanno interessato un laboratorio di analisi, ingenti i danni, ma vediamo i particolari nel nostro servizio.
Le fiamme si sono sviluppate nella notte nel laboratorio chimico del Dipartimento Provinciale Arpacal di Catanzaro, nel quartiere Lido, dove sono operativi strumenti di alta tecnologia per le analisi dei microinquinanti. Ingenti danni al laboratorio interessato dal rogo, con l'annerimento delle pareti nei locali adiacenti dovuti al fumo, danni che l'Arpacal stima in milioni di euro. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco ed è stato circoscritto grazie anche al sistema di protezione attivo e passivo antincendio che ha funzionato. I pompieri hanno interdetto l'area per sicurezza. Il laboratorio chimico rimarrà chiuso sino a nuove disposizioni. Intanto tutte le analisi saranno smistate prontamente sulle linee dei laboratori degli altri dipartimenti provinciali. Ringrazio il personale dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, ha detto il direttore generale dell'Arpacal Domenico Pappaterra, così come il nostro personale immediatamente accorso che si è prodigato per impedire che l'incendio si propagasse oltre. Appena avremo un quadro dettagliato dei danni, continua Pappaterra, chiederò al Presidente della Regione Mario Oliverio un contributo straordinario per l'acquisto delle nuove strumentazioni. E adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Si allontanava arbitrariamente dal posto di lavoro per recarsi quotidianamente in piscina. Un impiegato in un istituto scolastico di Villa San Giovanni è stato arrestato in flagranza di reato dai finanzieri della Compagnia di Reggio Calabria per false attestazioni e di truffa aggravata ai danni dello Stato. In un'occasione le assenze sono state giustificate con autocertificazioni e certificazioni mediche risultate false, redatte usando indebitamente l'intestazione e le sottoscrizioni di una clinica cittadina. Una vasta piantagione di cannabis indica e shunk è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e della sezione aerea del Corpo di Lamezia Terme sul greto del fiume Carreri nel comune di Bovalino. Le oltre 1800 piante rinvenute in differenti stati evolutivi e in ottime condizioni vegetative erano occultate all'interno di un fitto canneto, in alcuni tratti alto più di 5 metri, particolarmente difficile da raggiungere anche a piedi. 3 persone sono state arrestate per risse aggravate e minacce dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme. Il fatto è accaduto nella notte in un bar nel quartiere Nicastro. 3 uomini di 35 anni e di 27 anni, entrambi ucraini, e un 58enne bielorusso sono entrati in un bar chiedendo da bere. Il personale però ha opposto un rifiuto in considerazione dell'evidente stato di ubriachezza dei 3. Di fronte al rifiuto uno di loro ha estratto un taglierino e ha minacciato il personale al bancone. Avrebbero minacciato e aggredito il titolare di un'azienda pubblicitaria danneggiando alcuni cartelloni e messo in atto tentativi di estorsione. 2 lamentini di 46 e 53 anni, lo zio della vittima e un complice, sono stati raggiunti da 2 misure cautelari personali firmate dal GIP su richiesta del procuratore capo di Lamezia Terme Salvatore Curcio. Le indagini sono state avviate dalla polizia dopo la denuncia presentata dalla vittima. I 2 sono accusati di tentata estorsione, minacce, lesioni e danneggiamento. Cambiamo ancora argomento, vi mostriamo una sequenza di foto, di immagini, di cumuli di spazzatura che fanno bella mostra proprio sulle strade della nostra regione, alcune prese dal web, altre inviate dai nostri telespettatori. Guardate questa clip che mostra qual è la situazione su alcune strade del nostro territorio. Immagini davvero eloquenti riguardo proprio questa situazione di emergenza che con le alte temperature diventa veramente al limite della decenza. Stiamo allestendo uno speciale che vi mostreremo a breve sulla nostra emittente, quindi restate collegati.
Cambiamo argomento, parliamo di spettacoli e musica perché da stasera e fino a domenica torna uno degli appuntamenti serali più attesi dell'estate calabrese, si chiama Le Notti delle Magare, una kermesse di spettacoli ed eventi culturali che si svolge nel borgo di San Fili, il paese delle cosiddette streghe buone. Le Magare rivivono a San Fili per 4 giorni attraverso un festival della cultura popolare che ogni anno richiama curiosi e appassionati, patrocinato dalla Regione Calabria, che celebra il fascino delle sue tradizioni e l'identità di un luogo suggestivo. La presentazione ufficiale dell'evento è avvenuta a Cosenza nello storico Caffè Renzelli, alla presenza del sindaco Antonio Argentino e del direttore artistico Melissa Acquesta, che hanno mostrato il nutrito cartellone della manifestazione. L'evento, che si snoda nel centro storico dalle ore 19:30 a notte inoltrata, per le vie del borgo si succederanno gli spettacoli degli artisti di strada. Sarà possibile prendere visione di 2 importanti eventi di arte contemporanea presentati in Italia per la prima volta in assoluto: la mostra fotografica di Margarita Careva e le videoinstallazioni di Oliver Latta H. Exawel, dal titolo Plastic Love, patrocinata da Lega Ambiente Calabria per il suo importante messaggio di lotta al mondo della plastica e alla promozione di azioni rivolte a favore dell'ecosostenibilità ambientale. La chiusura con il concerto live alle ore 22 del fenomeno musicale italiano Fred De Palma, rapper torinese amatissimo da tutte le generazioni. 3 grandi appuntamenti, cominciamo dall'appuntamento che è quello più importante, che interessa appunto a una grande fascia di età, che è quello musicale con Fred De Palma domenica 4 agosto dalle ore 22, questo giovane ragazzo che davvero ha sbancato da tutti i punti di vista e che siamo riusciti ad accaparrarci per questa edizione. I borghi storici come quelli di San Fili hanno bisogno di questo tipo di manifestazione per, come dire, attirare l'attenzione rispetto all'Interland di cui fanno parte, perché i borghi e non solo San Fili, se non hanno queste attività rischiano di perire. Un altro appuntamento agostano con Savuci Festival. Si chiama Savuci in Festival 2.0 ed è la manifestazione in programma dal 12 al 14 agosto nel comune di Fossato Serralta in provincia di Catanzaro, un calendario ricco di eventi per la seconda edizione dell'iniziativa molto attesa. Puntiamo a far rinascere il borgo, spopolato ormai dal 1973. Sono stati diversi gli interventi in questi anni che stanno portando quindi questo borgo a nuova vita. E noi stiamo puntando tutto sull'arte e sulla cultura. Non a caso abbiamo presentato anche la richiesta in prefettura di rinnovare la toponomastica del borgo, intitolando 4 vie a 4 artisti. Abbiamo così potuto avere piazza Rino Gaetano, piazza Mimmo Rotella, via Fabrizio De André e via Luigi Pirandello. Quindi 4 artisti che richiamano diverse arti, quindi la musica, il teatro, insomma l'arte in generale. La prima giornata sarà dedicata a Mimmo Rotella, all'artista catanzarese, fautore, creatore del decollage. Con artisti quali Massimo Sirelli, che realizzerà un murale appunto dedicato a Mimmo Rotella, e poi una serata di musica elettronica appunto per trasformare il borgo in una grande discoteca labirinto. La seconda giornata invece sarà dedicata alla memoria, quindi Savuci racconterà se stessa, mentre la terza serata invece sarà dedicata a Fabrizio De André, con lo svelamento del murale di un altro artista, Leonardo Canistrà, e il concerto conclusivo di Carmine Torchia, cantautore calabrese affermato e conosciuto ormai in tutta Italia. Sottotitolo del festival: La cattiva strada. Come sfondo abbiamo la strada intitolata De André, quindi via De André. E in primo piano c'è un gruppo di animali che è come una citazione dei musicanti di Brema, in chiave locale, perché al posto dell'asino abbiamo messo un cinghiale che ultimamente bazzica molto la zona, e in primo piano c'è una salamandra, perché all'interno del logo sono presenti le mascotte che già avevamo utilizzato l'anno scorso, che sono la pianta del fico d'India e una salamandra, intesa come rinascita, come animale di rinascita, quindi in questo modo legata al borgo, all'esperienza del borgo.
Adesso una notizia di calcio che riguarda proprio il Cosenza, una notizia di Serie B, perché la società rossoblù ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il Pescara per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Kanouté, il centrocampista nato in Senegal il 13 dicembre del 98, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il contratto avrà come data di scadenza il 30 giugno 2020. Adesso vi vado a presentare il nostro ospite, è con noi in studio il vulcanico Claudio Greco, fashion designer. Claudio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Prima di parlare dell'argomento che dobbiamo trattare, andiamo a vedere proprio un promo su un contest che si chiama New Model Today International. La prossima top model potresti essere tu. Cerchiamo le nuove top model, ragazze dai 14 ai 22 anni. Iscriviti sul sito www.newmodeltoday.com. La finale regionale si terrà a Cariati giorno 9 agosto dalle 21 in poi in Piazza Municipio. Allora Claudio, stavamo parlando di questo contest, abbiamo visto il promo che sta andando in onda proprio sulla nostra emittente, un contest di moda, spiegaci tu di cosa si tratta. È un contest di moda, salve, buon pomeriggio, che è nato nel 1984 da questa famosissima agenzia di moda che è la Why Not. Da questo contest, dico solo un nome, sono nate varie stelle della moda, del cinema, una in particolare che è Charlize Theron. Nel 92 lei è partita proprio da questo contest e niente, si terrà a Cariati, ma non solo questo contest, si terrà a Cariati giorno 9 agosto dalle 21 in poi, nel centro storico di Cariati, paese bellissimo, medievale, paese dove c'è arte e cultura, bellissimo, visitatelo. Devo ringraziare assolutamente il sindaco Filomena Greco, poi ringrazio la delegata, la consigliere delegata alla cultura Maria Elena Ciccopiede. Il contest c'è una giuria composta da personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, è un po' variegata, diciamo così, e dai 14 ai 22 anni, anche 23 anni, l'altezza diciamo è 1,70, quindi iscrivetevi sul sito che è www.newmodeltoday.com, iscrivetevi, ci sarà questa finalissima. Poi un altro appuntamento importante. Sì, altri due appuntamenti. Altri due appuntamenti importanti. Giorno 6 agosto ci sarà una grande star, l'ambasciatore di questa terra, un uomo meraviglioso, un grande artista che è Gerardo Sacco, dove presenterà il suo libro e dove ci saranno delle sfilate. Per la prima volta usciranno i gioielli del film di Franco Zeffirelli. Lui ha collaborato molto con Franco Zeffirelli, quindi è un po' teatrale in questa piazza bellissima. E poi il giorno 19 agosto ci sarà il nostro direttore di rete, Attilio Sabato, presenterà il suo libro Faccia di Facebook. Insomma, tre appuntamenti importanti che insomma vanno a riempire anche il cartellone di Cariati e dello Ionio Calabrese. Sì, quindi vi aspettiamo, giorno 9 mi raccomando, iscrivetevi ragazze, www.newmodeltoday.com, ci sarà il presidente nazionale ospite, poi abbiamo ospite una grande top, presenteranno la serata, io, insieme a me mi affiancherà questa top model. Non vi dico, venitela a vedere perché ne vale la pena. Poi è uno spettacolo, ci saranno sfilate, ci sarà musica, ci saranno tante cose. Vi aspetto, mi raccomando, venite in tanti. Ciao, iscrivetevi soprattutto. Grazie a Claudio Greco, noi invece adesso vediamo le previsioni del tempo. Tende a rinforzare l'anticiclone nordafricano che si sta impossessando attraverso il Mediterraneo centrale, del centro e soprattutto il sud dell'Italia. Sulla Calabria assisteremo ad un progressivo aumento delle temperature con punte di 40 gradi per venerdì nella Valle del Crati e sui settori ionici del Cosentino e Crotonese.
Domani l'ondata di caldo raggiungerà il suo apice con condizioni di cielo sereno ovunque. Farà molto caldo nelle aree interne e sui settori ionici, più fresco ma afoso sui versanti tirrenici. Punte fino a 40 gradi nella parte medio-alta della Valle del Crati, i 37-38 gradi sui versanti ionici interni del Cosentino e Marchesato Crotonese. Domani ventilazione che si disporrà dai quadranti meridionali ovunque, moderata sullo Ionio con mare che da calmo al mattino diverrà poco mosso nel corso della giornata. Il Tirreno vedrà una ventilazione debole tendente a moderata sul settore reggino con mare poco mosso, calmo o quasi calmo il settore cosentino. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, è tutto. Io mi fermo qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.